Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, il sistema cooperativo mette in campo iniziative contro il caro bollette. Abecedario cooperativo, socialità. A colloquio con Vera Gheno. Nuovo accordo tra credito cooperativo e sindacati per la sicurezza dei lavoratori. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. Siamo una startup giovane, giovanissima, perché appunto ci siamo costituiti nel giugno del 2020 e quindi qual è il nostro obiettivo? Certamente di dare un servizio totale al cliente e abbiamo visto che questa cosa funziona perché siamo partiti con un appalto solo, ma adesso siamo già con 5 hotel e stiamo andando a concludere ancora dei contratti con dei bed and breakfast. E al cliente piace questa soluzione che praticamente il cliente arriva, lascia l'autovettura, noi abbiamo tempo 30 minuti per arrivare alla la reception ci consegna le chiavi dell'autovettura, noi si fa le foto così garantiamo come era lo stato dell'autovettura all'inizio e partiamo nel nostro sito, nella nostra autorimessa. Quando la reception ci chiama, il cliente vuole andare a cena o piuttosto parte, noi riconsegniamo entro 30 minuti, riconsegniamo all'hotel le chiavi con l'autovettura. Questa cosa sta funzionando molto bene, siamo soddisfatti di come stiamo lavorando e abbiamo visto che c'è molto interesse su questo tipo di servizio, tant'è che nel 2022 contiamo di ampliarci ancora di più. Qualcuno potrebbe dirci se siamo stati dei folli a creare una cooperativa nel giugno del 2020, ma noi ci abbiamo sperato e contato molto proprio perché Trieste sta facendo dei numeri sempre più interessanti rispetto al turismo. Basti pensare quanto sviluppo c'è stato in questi ultimi tempi, grazie anche alle crociere c'è molta attività. E noi abbiamo pensato che se riusciamo a stare in piedi nel momento più critico, se vogliamo, del 2020, sicuramente poi sarà una spianata ed è per questo che con grande dedizione stiamo portando avanti il nostro progetto. Sistema cooperativo in campo per contrastare la crescita dei costi aziendali per le imprese. Da un lato, Credit Friuli ha sviluppato Prodotto Energia, strumento per finanziare a tassi più favorevoli di quelli di mercato e con la possibilità di posticipare le rate l'aumento del costo energetico di questa prima bolletta dell'anno e di quelle successive. Dall'altro lato, Confcooperative ha attivato Power Energia, la prima cooperativa in Italia per forniture che conta 2.400 imprese socie ed è accreditata come grossista presso l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Power Energia è in grado di fornire a titolo gratuito consulenze per individuare nuovi spazi di risparmio nelle forniture energetiche e di avviare analisi per l'installazione per la produzione di energia elettrica solare, acquisto di colonnine di ricarica per auto elettriche, eccetera. È stato sottoscritto un nuovo accordo nazionale da parte di Federcasse e delle segreterie nazionali di FABI,
First CISL, FISAC CGL, Wilca, UGL Credito, che integra le misure concordate per il credito cooperativo a tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici, dei lavoratori e della clientela in banca alla luce dell'evoluzione della situazione pandemica e dei provvedimenti normativi recentemente adottati. L'accordo raggiunto in Federcasse prevede misure che riguardano il controllo del Green Pass per l'accesso della clientela alle filiali delle banche di credito cooperativo e delle casse rurali, le informazioni da rendere al pubblico e altre indicazioni organizzative per continuare ad attuare un efficace contrasto alla diffusione del Covid-19. La Trieste Car Service nasce ormai dal giugno del 2020, è una società cooperativa di produzione e servizi. Che cosa facciamo nello specifico? Siamo circa 13 dipendenti, per lo più giovani, e facciamo un servizio di car valet. Cos'è il servizio di car valet? Praticamente noi offriamo un servizio a tutte le strutture ricettive del territorio di Trieste. Ci approcciamo agli hotels, ma non solo, bed and breakfast, tutte le strutture ricettive. L'idea è nata come? L'idea è nata perché un servizio di car valet? Perché la realtà di Trieste, nel territorio di Trieste, la conosciamo relativa ai parcheggi. Quindi ci sono tante realtà che non hanno i parcheggi a Trieste. E quindi abbiamo pensato di creare una cooperativa che desse la possibilità al cliente di una struttura ricettiva qualsiasi proprio di avere la possibilità di arrivare qui e avere la possibilità di portare via la macchina. Quindi, come funziona il servizio? Andiamo in cerca di trovare dei clienti e quindi degli hotels in particolar modo e facciamo delle convenzioni e degli appalti. Questo un po' in sintesi. Ci siamo sviluppati, siamo ancora una start-up, quindi siamo molto giovani, ci siamo messi nel territorio, ci siamo approcciati proprio con il primo appalto a settembre e pian pianino stiamo sviluppando il nostro business. In questo momento stiamo facendo soltanto car valet, ma in un'ottica futura ci dedicheremo anche a un servizio di privati e anche, perché no, il cruise valet e probabilmente anche NCC. Questo sarà il nostro core business del futuro. Inoltre vogliamo dare la possibilità ai clienti degli hotels di avere una mappatura a 360 gradi, quindi non solo il servizio di portare via l'autovettura, ma se ha bisogno di un lavaggio dell'automobile glielo facciamo il rifornimento e pian pianino ci porteremo anche al rifornimento dell'energia elettrica, oppure anche se uno deve cambiare le gomme o un tagliando, perché no? Noi ci organizzeremo in modo di dare un servizio a 360 gradi al cliente finale. Oggi incontriamo Vera Gheno, sociolinguista e traduttrice dall'ungherese. Ha collaborato per 20 anni con l'Accademia della Crusca e insegna all'Università di Firenze. Nel 2019 ha pubblicato il libro Potere alle parole, perché usarle meglio. Vera Gheno ha partecipato ad un percorso seminariale promosso dal Coordinamento Donne dell'Alleanza delle Cooperative. Con lei parleremo dell'importanza che ha il linguaggio che utilizziamo. Dottoressa Gheno, il linguaggio che usiamo provoca degli effetti? Perché la scelta delle parole è così importante? Il linguaggio che usiamo provoca degli effetti sulla realtà, anche se di solito si pensa che sia il contrario, cioè che sia solo la realtà a avere dei riflessi, diciamo così, linguistici. E invece le parole che usiamo ci permettono di fare una cosa, di vedere meglio o di non vedere determinati aspetti della realtà. Noi tendenzialmente vediamo ciò a cui abbiamo dato un nome perché di quello possiamo parlare.
se una cosa non ha un nome non ne possiamo parlare. Da questo nasce la necessità di chiamare le cose e possibilmente, nella prospettiva di una pacifica convivenza delle differenze, no? Quindi anche tra le diversità degli esseri umani, nominare la diversità correttamente. Lei ha scritto: ciò che non viene nominato non esiste. Che significa? E che cosa può significare, in particolare pensando al ruolo femminile nel mondo dell'impresa e delle professioni? Ciò che viene nominato non esiste perché, appunto, non avendo un nome, non rimane impigliato nella nostra rete linguistica che noi sovrapponiamo alla realtà per capirla. Se noi continuiamo, ad esempio, a non nominare le donne che lavorano al femminile, ogni assessora, ogni amministratrice delegata e così via continuerà a rimanere una specie di panda rosa, di eccezione all'interno di una regola invece maschile. In più, noi non ci pensiamo mai, ma le nostre scelte linguistiche hanno delle conseguenze anche molto grosse sui software diciamo di tipo linguistico, sugli strumenti digitali linguistici che noi usiamo. Per esempio, se noi continuiamo a non usare i femminili professionali, anche i traduttori automatici continueranno a non tradurre ministra, per esempio, o assessora, perché semplicemente basandosi su un criterio statistico non ci saranno abbastanza occorrenze, ossia ripetizioni del femminile, da essere preso semplicemente in considerazione. Durante un webinar con le donne cooperatrici del Friuli Venezia Giulia, lei ha raccontato quanto conta la poca presenza delle donne in ruoli direttivi nella costruzione del linguaggio. Ce lo rispiega? Il modo in cui è fatto il linguaggio ovviamente rispecchia la società, quindi rispecchia il modo in cui funziona la società, ma appunto c'è anche il viceversa, perché il fatto che non ci siano tante donne in ruoli apicali, quindi ruoli diciamo molto in alto, fa sì che facciano fatica a entrare nell'uso i femminili, quindi si tende a non pensare a una direttrice di una rivista o appunto a un'amministratrice delegata e così via, perché si continua a pensare a questi ruoli al maschile, ma non pensare questi ruoli al femminile, quindi non usare i femminili, ha anche un influsso negativo sulle generazioni successive, perché, e anche su questo sono state fatte delle prove, se noi continuiamo a pensare e a parlare di ruoli apicali al maschile, noi trasmettiamo questo stesso immaginario anche ai bambini e poi ai ragazzi attraverso, per esempio, i libri di scuola. Quindi una delle cose infatti che oggi si stanno facendo molto, insomma uno dei fronti su cui ci si concentra molto, è proprio quello della rimozione degli stereotipi neanche apertamente sessisti, ma anche un po' sotto traccia sessisti dai libri di testo. Ad esempio, non fare sempre l'astronauta maschio o il presidente maschio e la sarta donna e la segretaria donna, ma anche mischiare, ad esempio, le figure presenti in questi ruoli. In questo modo sembra, diciamo, quasi strano pensare che abbia tutto questo significato una scelta del genere, ma in realtà ci sono le prove che così cambia anche ciò che bambine e bambini immaginano di poter fare nella vita. Sui temi del linguaggio femminile o del rapporto maschile e femminile, dopo 18 anni di insegnamento, qual è la sua impressione sui cambiamenti in atto nella società e tra le giovani generazioni? Allora, è inevitabile che si veda, che ci si renda conto che le cose stanno cambiando. Che cosa sta cambiando davvero? Beh, intanto io vedo che sta cambiando il modo in cui i ragazzi di oggi, i giovani di oggi concepiscono proprio le questioni di genere. Sono moltissime le persone giovani, diciamo generazione Z, quindi quelli successivi ai millennial, che si dichiarano fluidi, nel senso di non avere neanche un'identità di genere particolarmente specifica. E questa è una cosa, secondo me, interessante da seguire, perché provocherà una serie di necessità linguistiche alle quali poi sarà divertente vedere come si darà risposta. Però c'è anche un'altra questione. Se i ragazzi di oggi vogliono preservare questa loro elasticità di genere, dovranno sicuramente anche impegnarsi ad esempio nei confronti della questione dei femminili professionali, perché anche se non sembra le cose sono collegate. Imparare che la diversità è un extra, è qualcosa di bello, è qualcosa che colora la nostra società, anche se è una sfida, è forse quello che deve succedere nei prossimi anni, insomma è quello di cui bisogna tenere in qualche modo conto. Quindi quello che dico sempre ai ragazzi più giovani è va bene che siete fluidi, ma ricordatevi che poi a un certo punto della vostra vita entrerete in un sistema sociale che cercherà di rimettervi nelle caselline maschile e femminile, quindi se volete anche preservare questo senso di fluidità
dovrete un po' insistere per farlo, perché la società istintivamente è sempre reazionaria. Ma i messaggi positivi che si possono dare sono tanti. Per esempio, il fatto stesso che noi stiamo parlando di questioni di lingua è qualcosa di super positivo. Vuol dire che molto più di prima le persone sentono la lingua come fatti loro, cioè come qualcosa di cui si devono occupare, e magari, oltre che volersene occupare, c'è anche un desiderio sincero da parte di molti di capirci di più. Allora, avere più sicurezza nell'uso della lingua e più conoscenza in ambito linguistico è qualcosa che tendenzialmente rende migliori le nostre vite. Perché? Perché noi siamo esseri basati sulla parola e la nostra società stessa è basata sul logos, cioè sulla capacità di parola. Quindi questo interesse per la lingua non può che portare frutti positivi. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. SoundCem nasce nel 2016 come cooperativa e dopo una lunga storia proveniente dall'associazione CEM, una storia trentennale, un'associazione che si è sempre occupata di musica, promuovendo i corsi di musica a vari livelli nel Pordenonese, ma anche nella zona di Maiano e San Daniele. Nel 2016, come dicevo prima, abbiamo costituito la cooperativa SoundCem e con questa promuoviamo i corsi nel territorio, corsi di musica che sono aperti ai bambini, ai ragazzi e agli adulti. Organizziamo corsi di musica d'insieme, organizziamo anche degli spettacoli, abbiamo fatto diverse attività per quanto riguarda l'attività didattica nelle scuole o negli asili. La cooperativa SoundCem, Scuola di Musica, è presente in 7 comuni, da Pordenone, Fiume Veneto, San Daniele del Friuli, Morsano, Cordovado, Teglio Veneto. La scuola di musica si avvale di docenti qualificati, di docenti diplomati, prevalentemente giovani, ma che hanno la passione per poter insegnare musica. Occorre avere passione perché è un lavoro faticoso, e deve essere sostenuto appunto dalla passione per trasmetterla ai bambini e ai ragazzi. Le collaborazioni sono diverse, abbiamo collaborato con diverse scuole nel territorio, principalmente anche a San Daniele, promuovendo all'inizio dell'anno scolastico delle attività gratuite per avvicinare i bambini, per fare in modo che possano toccare lo strumento. Offriamo anche l'opportunità di avere gratuitamente lo strumento per il primo mese di prova e poi, se sono rose, fioriranno. Tanti sono i bambini che si avvicinano, una buona parte di essi continuano. Quest'anno abbiamo avuto 350 allievi come iscrizioni in tutte le varie sedi, con una ventina di insegnanti diplomati. I settori sono 2, area classica, area moderna, e quindi nella sezione classica proponiamo il violino, il pianoforte, chitarra classica, il flauto, il clarinetto, eccetera, eccetera. Nella sezione moderna tutti gli strumenti moderni, a partire dalla batteria, chitarra elettrica, con particolare attenzione all'Accademia Vocem. È un'accademia che è nata diversi anni fa, che si dedica esclusivamente alla voce. Quindi diamo l'opportunità ai ragazzi di imparare ad usare lo strumento voce e offriamo loro le opportunità anche di esibirsi in pubblico, per esempio con il concorso canoro che ogni anno promuoviamo in piazza 20 settembre a Pordenone nel mese di luglio. Socialità. La parola socialità mi suggerisce 2 considerazioni. La prima, siamo alla fine dell'anno scolastico, dopo un anno di pandemia, i ragazzi, le ultime giornate, tornano a scuola, tornano insieme, tra di loro, tra gli insegnanti. Sempre stesso periodo, giugno, fine dell'anno catechistico. I ragazzi, le ultime 3-4 incontri, li fanno insieme tra di loro con il catechista, dopo un anno di catechismo dietro lo schermo di un computer, per ribadire che
La socialità è importante, è il posto del dialogo, è il posto dell'incontro, è il posto in cui cresce la mia autostima, l'autostima dei ragazzi. La seconda considerazione mi viene da fare pensando a uno studio che l'Istat ha pubblicato, l'economia sociale in Italia. Alcuni numeri: 15.000 le cooperative sociali, 380.000 gli occupati, 44.000 i volontari, 8 i miliardi di euro di valore aggiunto. Chiudo facendo questa considerazione che copio dall'economista Leonardo Becchetti. Un ruolo decisivo per curare ed attenuare le ferite della pandemia, e io aggiungo della congiuntura negativa, è il fatto che bisogna credere nelle persone e soprattutto nel terzo settore. All'interno della nostra scuola Soundcem c'è questo percorso chiamato Vocem, che è proprio un'accademia di canto moderno. L'Accademia Vocem è stata fondata da Lorena Favot, grandissima insegnante e cantante nel nostro territorio, jazzista. Questo percorso si va a strutturare in diversi anni con diversi percorsi, non solo a livello vocale ma anche complementari, come il pianoforte, l'armonia, la ritmica, e quindi abbiamo tutta una serie di materie che vanno a sostenere e a creare questo percorso per il cantante. All'interno di Vocem abbiamo anche un sacco di workshop e seminari che teniamo ogni anno. Oltre a questo, d'estate andiamo a creare saggi, eventi nelle piazze del Pordenonese e della regione. Importanti sono il Tuo Canto Libero, che è da diversi anni che facciamo nel periodo di luglio, gran finale in piazza 20 settembre, i migliori cantanti vengono selezionati per poi esibirsi con la band degli insegnanti della scuola. Un altro evento importante è Una canzone per te, dedicato invece ai più piccoli, ai bambini, e anche questo lo teniamo sempre nel mese estivo, soprattutto nel mese di giugno, e in collaborazione con l'Officina Bozzoli di San Vito e il Comune di San Vito. Di solito viene organizzato durante il periodo di San Vito in Fiore. Altri eventi che facciamo sono dedicati sempre a workshop vocali o a livello, diciamo, strumentale, quindi per i chitarristi. Altri corsi che abbiamo sono il corso di songwriting, quindi come scrivere una canzone, e corsi per bambini, quindi di propedeutica. Altri corsi e workshop che facciamo durante l'estate sono dedicati appunto a tutti i musicisti, dalla chitarra al canto alla batteria. La nostra scuola è sempre aperta tutto l'anno tranne il mese di agosto, quindi vi aspettiamo.